Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Superalcolici e molestie sessuali dietro il duplice omicidio di Naro. Fermato un rumeno di 25 anni. Ubriaco avrebbe molestato la prima donna, poi sarebbe andato a casa della seconda e l'avrebbe massacrata e bruciata per tornare di nuovo dalla prima vittima e trucidarla. 44 anni fa veniva ucciso Piersanti Mattarella, presidente della regione e fratello del capo dello Stato. Fu un omicidio politico e non solo mafioso, denuncia il sostituto procuratore generale in Cassazione Antonio Balsamo. Incubo influenze, i medici invitano alla prevenzione ed alla cautela anche nell'utilizzo dei farmaci, consigliati gli antivirali e tornano di moda le mascherine. Nuove assunzioni e lotta agli imboscati. La RAP vara un piano straordinario per fronteggiare l'emergenza rifiuti a Palermo. La Befana dei Vigili del Fuoco a Siracusa, l'intervento per salvare la vecchietta rimasta su un tetto. A Catania il Consiglio Comunale regala doni e dolci ai bambini delle periferie, ma la Befana porta grandine e bufera. Calcio, il Catania comincia il suo girone di ritorno in casa del Crotone. L'obiettivo dare un seguito alla prestazione e al risultato di Benevento. Dunque ci sarebbero stati un festino, una cena a base di superalcolici e molestie sessuali dietro il duplice delitto di Naro. Fermato un rumeno di 25 anni. Sentiamo Davide Sardo. I carabinieri hanno arrestato Omar Edgar Nedelkov, 25 anni, rumeno, residente a Naro. Nella tarda serata di ieri è stato raggiunto da provvedimento di fermo. La procura di Agrigento gli contesta i reati di duplice omicidio e vilipendio di cadavere. L'uomo, difeso dall'avvocato Diego Giarratana, è sospettato di essere l'autore del duplice delitto avvenuto poco prima dell'alba nel centro del piccolo borgo dell'Agrigentino. Il giovane rumeno alle prime ore del mattino di venerdì 5 gennaio avrebbe telefonato al 118 e Vigili del Fuoco per soccorrere due donne. Al termine dell'interrogatorio, dove ha negato di aver ucciso le due connazionali e si è poi avvalso la facoltà di non rispondere, Edgar Nedelkov è stato accompagnato al carcere Pasquale De Lorenzo di Agrigento. I carabinieri e i magistrati si sono avvalsi dei video di alcune telecamere di sorveglianza e di reperti sequestrati nei luoghi dei delitti, tra alcuni accessori, una tracolla e un mozzicone di sigaretta. Teatro del massacro è stato prima dell'alba il quartiere Sant'Erasmo dell'omonima chiesa. Maria Rust, 54 anni, residente in Vico Laveni, è stata scoperta carbonizzata dentro casa, devastata da un incendio. Zelia Zarnescu, 58 anni, residente in via Vinci, poco distante dal Vico Lavenia, è stata rinvenuta cadavere in una chiazza di sangue dilaniata da tante coltellate. Le due donne si sarebbero conosciute e avrebbero avuto le stesse frequentazioni. Il duplice omicidio sembra maturato in un contesto di degrado e scaturito da un episodio accaduto durante un festino ad alto tasso alcolico. Oggi all'ospedale di Agrigento sarà disposta l'autopsia sui cadaveri delle donne. I RIS di Messina arriveranno a Naro lunedì per ulteriori accertamenti nelle due case. Sempre lunedì mattina il giovane accusato del duplice omicidio verrà sottoposto all'interrogatorio per la convalida del provvedimento di fermo. Omar Edgar Nedelkov nel recente passato era stato accusato e indagato per furto e per aver appiccato un incendio ad una serra di un'azienda agricola dove lavorava. Che hanno portato dalla cena al massacro. Procura e carabinieri sono riusciti a ricostruire il film di ciò che è accaduto in quella notte maledetta. Giovedì sera a casa della 58enne Delia c'è stata una cena, l'abbiamo detto, il giovane ubriaco avrebbe molestato la donna. Buttato fuori di casa si sarebbe poi diretto a casa dell'altra donna che senza nulla temere avrebbe aperto la porta. Non è ancora chiaro se la donna abbia subito o meno violenza sessuale. Il 24enne l'avrebbe comunque massacrata, uccisa a botte e poi bruciata. Poi sarebbe tornato dalla prima donna dove avrebbe sfondato la porta d'ingresso e con una ferocia inaudita avrebbe trucidato anche Delia, spaccandole in testa tutto quello che è stato trovato, piccoli mobili, suppellettili e arredi. Cambiamo argomento, l'omicidio di Piersanti Mattarella 44 anni fa, oggi il giorno del ricordo in via Libertà. Sul luogo del delitto le autorità civili e militari per la tradizionale deposizione delle corone. Sentiamo Marco Gullà.
Quello di Piersanti Mattarella non è stato solo un omicidio di mafia, ma anche un omicidio politico. Parole dure, forti, sono quelle dell'ex presidente del Tribunale di Palermo e oggi sostituto procuratore generale in Cassazione Antonio Balsamo. Parole che arrivano sull'inchiesta riaperta dalla procura sull'omicidio dell'allora governatore della regione, ucciso 44 anni fa, a 54 anni sotto la sua abitazione, sotto gli occhi della moglie Irma Chiazzese e dei figli Bernardo e Maria, mentre andava a messa nel giorno dell'Epifania. Sul luogo del delitto in cui venne assassinato il fratello dell'attuale Presidente della Repubblica, presenti le autorità civili e militari per la tradizionale deposizione delle corone in ricordo dell'allora governatore. Uomo delle istituzioni che nelle istituzioni intende finalmente affermare i principi dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della indipendenza delle scelte dal condizionamento di una politica asfissiante e della malavita organizzata. Celebrare la memoria di Piersanti Mattarella, che ha combattuto la mafia attraverso scelte politiche e azioni di governo, ha detto il presidente della regione Renato Schifani, significa onorare ogni giorno l'impegno per l'affermazione della trasparenza, della legalità, dell'efficienza nella pubblica amministrazione. Ci deve essere un impegno per il cambiamento della Sicilia. Incubo influenza, i medici invitano alla prevenzione ed alla cautela anche nell'utilizzo dei farmaci consigliati, gli antivirali, e tornano di moda le mascherine. Tonino De Mana. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Parola d'ordine, vaccinazione e naturalmente accorgimenti necessari per fronteggiare un'altra emergenza sanitaria. Frena il Covid, ma è l'influenza a picchiare duro, con oltre 1 milione di italiani a letto tra Natale e Capodanno. Un bollettino di guerra che annovera anche vittime giovani e senza patologie, caratteristica della H1N1 influenza suina che nel 2009 nel mondo fece 250.000 morti. Quest'anno il virus dell'influenza è particolarmente virulento e anche contagioso, quindi molto diffusivo. Voglio sottolineare un concetto fondamentale, che è quello della vaccinazione, che riguarda i soggetti over 65 e i soggetti fragili. Ma come difendersi dall'influenza? La terapia ovviamente è una terapia sintomatica che si basa sull'utilizzo di antipiretici, antinfiammatori, del paracetamolo. L'antibiotico è inutile. Sono oltre 60 le farmacie a Catania e provincia dove è possibile effettuare la doppia immunizzazione al Covid e all'influenza, ma la campagna vaccinale non decolla. L'informazione c'è stata, naturalmente noi vediamo da un periodo drammatico come quello del Covid, dove l'obbligatorietà ha a volte creato incomprensione da parte della gente. Probabilmente ci può essere stato anche un effetto contrario a questa precedente attività che ha indotto le persone un po' ad allontanarsi da questa pratica. Il picco dell'influenza deve ancora arrivare ed in Sicilia, contrariamente al settentrione, dovrebbe registrarsi tra fine gennaio e inizio febbraio, praticamente i giorni di Sant'Agata. Un motociclista di 43 anni, Filippo La Barbera, è morto in un incidente in via Lanza di Scalea a Palermo. L'uomo avrebbe perso il controllo del suo mezzo a pochi metri da un supermercato. Pare che la causa possa essere stato un avvallamento sull'asfalto proprio in quel punto. Un piano straordinario del Comune di Palermo per uscire dall'emergenza rifiuti prevede fra l'altro il ricorso ai privati e 150 assunzioni a tempo determinato, ma anche la lotta agli imboscati. Manlio Viola. Ricorso ai privati per fronteggiare le emergenze e le carenze durante le feste nei periodi critici, un piano di 150 assunzioni, solo una parte di quelle totalmente previste, ma legato ai risultati economici dell'azienda, e tempo soltanto fino a giugno per risolvere tutte le criticità. Il Comune di Palermo tenta di correre ai ripari nel disastro RAP, l'azienda della raccolta dei rifiuti che non riesce a tenere la città pulita. Ma nel farlo attacca i lavoratori che 48 ore fa hanno deciso la disdetta degli accordi sindacali siglati da qualche settimana, che prevedevano doppi turni e straordinari, sempre su base volontaria, con incentivi economici precisi. Il sindacato ha deciso di scendere dall'altalena e dice no alla colpevolizzazione dei dipendenti, che non possono essere obbligati agli straordinari, e si chiude a riccio chiedendo al comune di saldare 40 milioni di euro di arretrati all'azienda, e all'azienda chiede di procedere alle assunzioni senza più scuse. Ma dopo il tavolo tecnico di ieri il comune non ci sta e attacca la scelta. Da parte dell'amministrazione comunale, di concerto con il sindaco Roberto Lagalla, vi è una preliminare
condivisione affinché RAP possa procedere in breve arco di tempo al reclutamento a tempo determinato, dice soltanto di 150 unità tra autisti e operatori, sostiene l'assessore Alongi. In ogni caso, nel perdurare dello stato di emergenza in città, il tavolo ha autorizzato RAP a ricorrere ai privati. Ma userà il pugno duro il comune con i lavoratori e chiede all'azienda di procedere alle visite mediche per il personale fin qui dichiarato inidoneo al servizio delle proprie mansioni in strada. Di fatto è lotta agli imboscati. L'assessore parla solo di un lieve ritardo nei pagamenti da parte del comune che non può giustificare la disdetta degli accordi sindacali, una scelta che arreca danni alla città, dice ancora. Si apre dunque un fronte di scontro diretto che non prelude a nulla di buono. A Trapani, dopo settimane di polemiche, si riduce la zona rossa coinvolta nell'inquinamento idrico revocato, il divieto di utilizzo dell'acqua in molte vie inizialmente interessate dalla presenza di batteri. Il sindaco Tranchida ha aperto anche ai ristori per coloro che, non ricevendo l'acqua dalle autobotti comunali, sono stati costretti ad acquistarla dai privati. Sono previsti rimborsi e sgravi della bolletta. È arrivata la Befana quest'anno con vento e pioggia, ma anche grandinate. Le previsioni per le prossime ore faranno registrare ulteriormente maltempo e un brusco calo termico. Francesco Triolo. La Befana per i più piccoli è arrivata di notte da cavallo della sua scopa, ma lo ha fatto anche con il maltempo in Sicilia. La fine delle vacanze natalizie infatti è all'insegna di temporali e venti di burrasca, interessate soprattutto le zone di Agrigento, Trapani, Ragusa, Caltanissetta, Palermo e parte del territorio di Messina. Nelle città sud-orientali il fenomeno sarà meno accentuato. In provincia di Messina e nel versante orientale, nel catanese e nel siracusano infatti le precipitazioni saranno più blande con alcune pause. Madonie, Nebrodi ed Etna torneranno ad essere innevati. La prossima settimana invece, secondo le previsioni, inizierà con correnti più fredde provenienti dal nord Europa e l'arrivo dei venti di maestrale e tramontana comporterà un calo termico notevole anche tra i 7 e i 10 gradi rispetto alle condizioni attuali. Con il maltempo che scoraggia le gite fuori porta si potrà però approfittarne per visitare musei e siti culturali siciliani che nella giornata di domani, come ogni prima domenica del mese, prevedono l'ingresso gratuito. Dal Teatro Antico di Taormina alla Valle dei Templi ai musei regionali nelle città c'è solo l'imbarazzo della scelta per una mattinata da dedicare alle opere d'arte presenti nella nostra isola. E fra le zone più colpite dal maltempo c'è il Siracusano. In piazza Duomo a Siracusa c'è stata una tromba d'aria con pioggia e una forte grandinata. Poco prima delle 13 un vento fortissimo ha colto di sorpresa chi si trovava ad Ortigia per una passeggiata. Anche il gazebo dei pompieri non è stato risparmiato. La tromba d'aria che si è abbattuta ha fatto registrare una quarantina di richieste di intervento da parte dei vigili del fuoco per la rimozione di alberi o rami dalla sede stradale o per la caduta di tegole e calcinacci. Ci sono stati anche danni a cavi elettrici. E poco prima di questa grandinata proprio in piazza Duomo, a piazza Duomo a Siracusa era arrivata la Befana che forse anche per il vento ha perso l'orientamento ed è finita su un tetto a soccorrerla i vigili del fuoco. È giorno e non c'è il cammino, ma lei arriva lo stesso. A Siracusa ha scelto il cuore della città, piazza Duomo. Forse un difetto al navigatore, forse non conosceva bene la zona. La Befana si è schiantata contro una chiesa, ma è stata subito soccorsa dai vigili del fuoco. Sì, abbiamo salvato la Befana, ci ha chiamato, si era schiantata sul tetto dell'abbadia e l'abbiamo salvata. Lunedì si torna a scuola e così i bambini ne approfittano per le ultime ore di divertimento. Lei, vigile del fuoco, porta sua figlia qui a far conoscere il suo lavoro. Sì, ma lei lo conosce benissimo, non è la prima volta che viene qua. La gioia di incontrare la Befana, ma anche la possibilità di conoscere più da vicino la missione dei vigili del fuoco. Cosa racconterai ai compagnetti quando tornerai a scuola? Che ho fatto un'esperienza molto bella e voglio diventare pompiere da grande. Da grande voglio fare l'ingegnere dei vigili del fuoco. Quindi già hai le idee chiare? Sì, molto. Archiviate le lunghe tavolate con parenti e amici, tra dolcetti, carbone e allegria, l'Epifania, tutte le feste porta via.
E il Palazzo Comunale di Catania ha aperto ai cittadini con l'iniziativa La Befana della Felicità, rivolta ai bambini dei quartieri periferici. Per loro dolci e giochi per iniziativa del Consiglio Comunale e del Lions Club. Una giornata all'insegna dell'attenzione, dell'allegria e dell'affetto per i più piccoli, ha detto il Presidente del Consiglio Comunale Anastasi. Intanto l'amministrazione di Catania ha consegnato in diverse zone della città 6 nuove bambinopoli, aree gioco pubbliche a disposizione dei più piccoli e delle loro famiglie. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Di nuovo in studio per parlare del fascino senza tempo dei presepi, oltre 2000 persone ad agire per la rappresentazione della Natività nel castello medievale. Tonino De Mana. 33 edizioni, la prima nel 1989, non sentirle. Il presepe vivente di Agira è ormai un appuntamento fisso del Natale, dopo aver varcato i confini locali per diventare una manifestazione di carattere nazionale inserita anche nelle kermesse di pregio della regione siciliana. Originali costumi, l'atmosfera creata dall'oscurità dei luoghi illuminati solo da lumi a petrolio e torce a vento e le suggestioni regalate dalle scene rappresentate. Migliaia di turisti che hanno passato la notte di Natale ad Agira, mischiati tra oltre 150 figuranti e diventando attori e spettatori in un unico evento fortemente voluto dall'ideatore Nicola Gagliardi. Il bue, l'asino, l'agnellino, la rappresentazione degli antichi mestieri hanno richiamato l'attenzione di grandi e piccoli in una Betlemme incantata e rappresentata nel castello medievale. È qui che in una grotta, come tradizione vuole, che avviene la rappresentazione della Natività e l'arrivo dei Re Magi guidati dall'immancabile Stella Cometa. Poi il tradizionale scambio di auguri con la gioia di aver assistito ad un evento davanti a 2000 persone che ha scaldato il cuore e l'anima, riportando tutto ad una dimensione di umanità sbarrita. E subito dopo il TG ritorna Il Punto, la nostra trasmissione di approfondimento politico, nuovo orario, nuovo format, ma stesso conduttore, Luca Ciliberti, che è qui con noi. Benvenuto Luca, che cosa affronterete? Quale sarà il tema della prima puntata? Abbiamo deciso di cambiare un po' il format della trasmissione, sarà sempre una trasmissione basata sul dibattito politico. Abbiamo scelto di approfondire dei temi importanti, dei temi che in qualche modo interessano l'opinione pubblica, come i temi della sicurezza, del quale ci occuperemo tra pochissimo, subito dopo il TG, i temi della legittima difesa, il porto d'armi, anche visto quello che è successo a Capodanno con il deputato Pozzolo che è andato armato al veglione. Quindi insomma su questo dibatteremo, poi ovviamente tutto in prospettive europee del 2024. Sembra come dire molto lontana questa scadenza, ma in realtà è quasi a un soffio, almeno per la politica che ci sta già lavorando. Tanti ospiti come sempre, abbiamo scelto in questa trasmissione di avere anche delle interviste un po' più esclusive, particolari. Oggi ad esempio in tema di sicurezza ospiteremo la signora Mariangela Di Stefano. La signora Mariangela Di Stefano è la moglie del gioielliere Guido Gianni, condannato per aver sparato e ucciso 2 rapinatori. Una storia che è venuta nel 2008 a Nicolosi e che poi ha tutte delle vicende giudiziarie insomma un po' contorte che cercheremo di capire anche insieme a lei. E poi ospiti, opinionisti, insomma in questa prima puntata esordio bagnato, esordio fortunato. Esordio più che bagnato, speriamo che sia altrettanto fortunato. Insomma siamo qui pronti per raccontarvi ogni sabato. L'orario nuovo è questo, sabato alle 14:30. Abbiamo anticipato anche il pomeriggio la trasmissione, che prima era di domenica, adesso il sabato alle 14:30 e poi con un sacco di repliche, quindi la vedrete anche. Quindi fra pochissimo in onda con Luca Ciliberti, Il Punto alle 14:30 su Telecolor e poi in replica alle 21:30 su Antenna Sicilia, ricordiamo anche in streaming sulla siciliaweb.it. Quindi restate con noi anche dopo il TG. Noi ci fermiamo, c'è la pausa per la pubblicità e poi la pagina sportiva. Siamo allo sport, il Catania comincia il suo girone di ritorno in casa del Crotone, l'obiettivo è dare un seguito alla prestazione e al risultato di Benevento. Marco Carli.
Concretezza, quella che Lucarelli chiede al Catania in vista della partita di Crotone, esattamente ciò che è successo a Benevento nell'ultima del 2023, dove gli etnei, agevolati anche dalle nefandezze dei padroni di casa, con i campani ridotti in 9, hanno saputo trovare agevolmente la porta avversaria. Allo Scida, senza tifosi rossazzurri, sarà una partita delicata. I calabresi, reduci dalla sconfitta interna con l'Avellino, non attraversano un gran momento e sono privi di Tumminello squalificato. Per noi è un altro test importante e quindi mi attendo sicuramente un'altra prova d'orgoglio della squadra. Celli e Costantino sono a disposizione. Lucarelli non dovrebbe rischiare i nuovi dall'inizio, tranne forse Welbeck, confermata la difesa 3. L'allenatore ribadisce quanto sia difficile trovare un giocatore da Catania. Database, abbiamo dei nomi, abbiamo Biondo, per dire ce n'è 1000, no? Ne individuiamo 1000, Biondo, ne rimane 600, occhi azzurri, rimane. Poi l'ultima parolina, da Catania, crolla 1/2, massimo 3 se siamo più fortunati. Un po' allenatore, un po' manager, con il rapporto con Grella già solido. Lucarelli in vista di Crotone del proseguo del campionato si vede così. Ho sempre portato avanti, ho sempre cercato di essere un sarto che a secondo delle caratteristiche dei giocatori cerca di cucire un abito su misura e in maniera anche meticolosa. Domani, con inizio alle 14, il Messina riceve al Franco Scoglio l'Audace Cerignola, ottava forza di campionato di Serie C. Prima convocazione per il neoacquisto Marco Rosavio. Avversario e classifica meritano massima concentrazione nel primo appuntamento del 2024, che segna anche l'avvio del girone di ritorno. Al Franco Scoglio, ospite del Messina, c'è l'Audace Cerignola, ottava con 9 punti in più dei giallorossi e che sgomita per garantirsi un posto nei play-off, dove la concorrenza è alta. La squadra di Motica ha chiuso l'andata con 4 risultati utili di fila, ma è in piena zona play-out e non può distrarsi, aspettando novità da un mercato che fin qui ha regalato soltanto il prestito secco dell'ala destra Marco Rosavio. La voglia di ritornare dove veramente sono stato bene era insomma la principale. Poi sicuramente il mister, il direttore, il presidente, il fatto di aver già lavorato con loro mi metteva comunque ulteriore tranquillità, serenità, sapere già cosa richiede un allenatore, perché comunque spostarsi a gennaio non è mai facile, entrare in una squadra magari con un allenatore nuovo e riadattarsi, capire tutto, insomma il modo di giocare non è mai facile. Ho voluto comunque fare questa scelta perché anche per me stesso, perché ho bisogno di far bene, ho bisogno di sentirmi vivo. Prima presenza per Rosavio, tornato a Messina dopo 6 anni. Per il resto problemi di formazione per il tecnico Modica, che recupera Plescia, anche se Ortisi ed Emmausso hanno lavorato poco in settimana. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al punto. La nostra trasmissione è condotta da Luca Ciliberti, io mi fermo qui, vi auguro una buona giornata.